Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto WISP qui nella palestra del quartiere San Paolo. Oggi iniziamo la nostra lezione in piedi con un po' di riscaldamento. Iniziamo subito a prendere una posizione stabile, quindi pensiamo ai nostri piedi, li allarghiamo un pochino in modo da essere ben piantati per terra. Schiena dritta, iniziamo a muovere il collo, quindi partiamo come al solito dalla parte più alta del corpo. Qualche movimento in cui andiamo a ruotare il capo e quindi a volgere lo sguardo prima da un lato e poi lentamente torniamo indietro e andiamo a guardare dall'altra parte. Come sempre alterniamo questi due movimenti senza fretta e senza sforzare. Possiamo muoverci lentamente facendo attenzione ogni volta in cui ci arriviamo all'ultimo tratto del movimento. Poco alla volta provare a portare il mento sempre più verso la spalla. Continuiamo questo stesso esercizio ma cambiamo la direzione del movimento, andiamo a guardare prima verso l'alto e poi giù in basso. Come sempre attenzione al movimento, sono i primi esercizi, non serve muoversi frettolosamente, ma piuttosto facciamo un movimento lento, controllato, provando a guardare su verso il soffitto e poi al contrario scendiamo, guardiamo giù verso terra, ci guardiamo i piedi e se riusciamo proviamo ad avvicinare un pochino anche il mento al petto. Un ultimo movimento, scendiamo bene. E completiamo i movimenti del collo, tornando prima a una posizione verticale e questa volta inclinando la testa lateralmente. Quindi scendiamo con la testa da un lato, avvicinando un po' l'orecchio giù verso la spalla e poi lentamente, senza scatti, torniamo su dritti e scendiamo dall'altro lato. Man mano che scendiamo con la testa lateralmente sentiamo che si allungano i muscoli del collo dall'altro lato. Non sforziamo, arriviamo fin dove il corpo ci permette di allungare senza fastidio e poi torniamo indietro. Le spalle sono sempre rilassate, stanno giù basse. Ok, torniamo con la testa verticale, andiamo a muovere pian pianino, un po' alla volta, anche le spalle, qualche movimento sempre libero, giusto per sgranchirsi. E poi braccia lungo i fianchi, rilassate. Saliamo con le spalle nella direzione delle orecchie, per poi scendere e accompagniamo il movimento fino a giù, dove possiamo rilassare completamente le spalle. E ripetiamo, a salire, su verso l'alto e di nuovo si scende. Le braccia come sempre come se fossero all'interno di due binari e quindi scorrono verso l'alto e poi giù in basso. Possiamo adesso non solo sollevare le spalle, provare a avvicinarle un po' di più alle orecchie, ma anche
scendendo, arrivare alla fine e spingere un po' giù verso il basso, quindi con le punte delle dita andiamo a spingere, andiamo ad avvicinarci per quello che è possibile al pavimento e torniamo indietro. Ultimo movimento, scendiamo giù bene, a spingere verso il basso e rilassiamo. Qualche movimento per sgranchire e di nuovo mani all'altezza del petto, all'altezza delle spalle più o meno, le allontaniamo dal corpo, quindi portiamo le mani davanti al petto, le spingiamo in fuori e poi al contrario torniamo con le mani verso il petto e con i gomiti alti andiamo a spingere dietro e aprire bene il petto e di nuovo mani in avanti, spingo in fuori, torno indietro, gomiti alti, apro il petto. Unisco anche la respirazione a questo esercizio, butto fuori l'aria finché vado in avanti con le mani e poi al contrario mani verso il petto, aria in dentro. Ancora qualche movimento. Con la testa possiamo seguire il movimento naturalmente. Inspiro, gomiti dietro, sguardo un po' in alto, le mani vanno in avanti, butto fuori l'aria, piego un pochino la testa in avanti, guardo verso le mani. Ultimissimo, apro bene, inspiro, chiudo bene, butto fuori l'aria, spingo con le mani in avanti e guardo un po' più giù verso il basso. E rilasso, sciolgo tutto, sgranchisco bene le spalle, mani sui fianchi, stiamo procedendo un po' velocemente per muoverci il più possibile. Andiamo ad attivare subito il bacino, lo facciamo divaricando un pochino i piedi, quindi prendendo una posizione un po' più stabile, allargando leggermente i piedi rispetto a prima e oscillando con il bacino da un lato e poi senza fretta dall'altro. Senza perdere l'equilibrio, mi sbilancio un pochino da una parte e poi come una campana mi sposto dall'altra. Man mano che vado avanti con le ripetizioni posso anche accompagnare il movimento del corpo con le spalle, quindi spostare il bacino da un lato e scendere con le spalle dall'altro. Completiamo l'esercizio oscillando anche in avanti per poi tornare di lato e passare dietro. Andiamo così a fare un bel giro, facciamo un movimento circolare il più possibile fluido, senza strappi o movimenti bruschi. 1, 2 rotazioni, anche 3 in un verso e poi proviamo a cambiare il giro, quindi stesso movimento ma ruotiamo nel verso opposto. Dobbiamo ancora scaldarci bene, la temperatura non è più calda come quella estiva, quindi non esageriamo con i movimenti più estremi, in particolare col bacino in avanti. Diamo un pochino di più il tempo al nostro corpo di scaldarsi, di adattarsi. Bene, ci fermiamo un attimo, sgranchiamo un po', possiamo iniziare a muovere anche i piedi per non raffreddarci troppo. Qualche piccolo passo sul posto, iniziamo a far circolare il sangue anche tra le gambe, anche proprio sui piedi, che non ci raffreddiamo. E andiamo a mobilizzare il bacino con l'articolazione dell'anca, sollevando il tallone di una gamba, di un piede, mantenendo la punta a contatto con il terreno e allargando il ginocchio
esternamente per poi andarlo a chiudere all'interno. Ecco che finché il nostro peso è sostenuto dalla gamba che sta ferma, possiamo andare a muovere proprio l'articolazione dell'anca, utilizzando proprio come riferimento il nostro ginocchio. Da un lato e poi 2 passetti sul posto e cambio lato. Di nuovo, punta a terra, tallone si solleva, il ginocchio si allarga all'esterno per poi tornare a chiudersi internamente. Più andiamo a chiudere col ginocchio all'interno, più sentiamo il fianco, la parte esterna del corpo che si allunga. Al contrario, quando apriamo sentiamo la parte più mediale, più interna della coscia che si allunga. Ok. Di nuovo torniamo sul posto, 2-3 passi e iniziamo a lavorare sulle caviglie in movimento questa volta. Quindi sempre stando in piedi, ci spostiamo un piede alla volta col peso sulla punta, sollevando il tallone e poi cambiando lato si sposta il peso sull'altra punta e alternando questo movimento solleviamo prima il tallone destro, poi il tallone sinistro, cercando un po' alla volta di trovare il nostro ritmo e di mantenerlo costante. Più veloce è questo movimento, più richiederà un po' di attenzione, un po' di coordinazione e soprattutto di equilibrio. Quindi prima di partire spediti, vi invito a fare un po' di movimenti più lenti e nel caso aiutarvi con un supporto. Bene, sciogliamo un po' con qualche movimento del piede e continuando a stare in movimento io sposto la sedia lateralmente così da avere spazio davanti e dietro. Facciamo qualche piccolo passo, quindi questa volta spostiamo tutto il piede in avanti, ci portiamo il peso sopra, ci stabilizziamo e poi all'indietro torniamo sul posto e cambiamo piede. Un passo in avanti, ci porto il peso sopra, cerco di essere ben stabile, sentire che sono in equilibrio e ritorno. Cambiamo ogni volta lato e teniamo sempre a portata il nostro supporto, la nostra sedia, per sentirci anche semplicemente più sicuri. Anche se non la utilizziamo, anche se non appoggiamo la mano, averla vicino è sempre una sicurezza in più. Come prima scegliamo un ritmo, scegliamo un passo e cerchiamo di mantenerlo. Sempre a patto che il movimento sia controllato, quindi se vogliamo accelerare un pochino possiamo provare, ma dobbiamo essere sicuri che ad ogni passo ci sia stabilità, ci sia controllo del movimento. Allo stesso modo possiamo decidere e provare a allungare un pochino il passo e quindi mettere il piede un po' più avanti. Come sempre portarci il peso sopra e poi tornare sul posto. Di nuovo stiamo aumentando un po' l'intensità dell'esercizio, ma dobbiamo farlo sempre con attenzione e sempre riuscendo a controllare questo movimento. Più allungo il passo, più porto il peso in avanti, più sarà impegnativo a livello muscolare sia avanzare che ritornare sul posto. Pan di zucchero. Il pan di zucchero non piace proprio a tutti a causa del suo aroma marcato che ricorda un po' quello della noce, ma che oscilla tra l'aspro e l'amaro.
Non c'è motivo però di disdegnare questa verdura invernale dal sapore deciso, perché nella stagione fredda permette di portare in tavola piatti freschi e molto salutari. Il pan di zucchero contiene infatti molte sostanze minerali, tra cui potassio, fosforo e calcio, ed inoltre la provitamina A e le vitamine B1, B2 e C, efficaci nella prevenzione dei tumori. Inoltre contiene inulina, una fibra alimentare amara che pare avere effetto positivo sulla digestione. Torniamo verticali e ci muoviamo adesso lateralmente, quindi possiamo rimettere la sedia dietro o ancora meglio davanti per averla a portata, e facciamo proprio come prima qualche piccolo passo spostando il piede, questa volta però di lato. Ci saliamo con il peso e ritorniamo sul posto per poi aprire dal lato opposto. Di nuovo un movimento non per forza veloce, ma costante. Possiamo piegare un pochino il ginocchio quando ci spostiamo, quindi se allarghiamo a destra pieghiamo un pochino il ginocchio destro, se invece ci allarghiamo a sinistra andiamo a piegare un po' il ginocchio di sinistra. E con la solita attenzione al movimento e alla stabilità del movimento proviamo anche in questo esercizio a aumentare un pochino l'ampiezza, quindi fare un passo laterale un po' più ampio, arrivarci controllati, portare bene il peso sopra la gamba e poi tornare sul posto. Così facendo aumentiamo un pochino l'impegno e anche ci scaldiamo un po' di più. Ok, torniamo sul posto, sciogliamo un pochino e andiamo a fare ora un esercizio un po' più statico, ma che richiede sempre un po' di sensibilità e di attenzione. In particolare proviamo a portare il peso su una gamba così da poter muovere liberamente l'altra e delicatamente andiamo a appoggiare la punta del piede davanti a noi, poi di lato e poi senza inciampare sulla sedia dietro. E di nuovo appoggio la punta davanti, di lato e dietro. Più riesco a fare questo movimento in modo delicato, quindi sfiorando appena o proprio toccando il pavimento, più devo essere stabile e concentrato sulla gamba che invece sostiene tutto il mio peso. Ancora un giro e cambiamo piede. Rilassiamo un attimo la gamba che ci sosteneva e dall'altro lato in modo uguale solleviamo il piede e tocchiamo con la punta davanti a noi, poi lateralmente e infine dietro. Come sempre non è necessario fare un movimento molto ampio, ma anche solo avvicinare, anzi toccare con la punta del piede un punto vicino a noi ma che sia in posizioni diverse. Se volessi provare a fare un movimento più ampio sarebbe sicuramente più impegnativo, dovrei fare attenzione alla distribuzione del peso, magari piegare un po' il ginocchio della gamba che ci sostiene, il che sarebbe sicuramente più impegnativo. Ultimo giro, diciamo così, e torno, sgranchisco un po' le gambe, stiamo pure in piedi sul posto, magari ora lavoriamo con la parte alta del corpo e quindi cerchiamo di divaricare un po' i piedi per avere più stabilità e torniamo sulla parte alta, appunto, con 2 esercizi per le spalle. Le braccia lavorano questa volta
una alla volta. Partiamo col braccio disteso, un movimento semplice che porta la mano prima dietro, poi a salire verso l'alto e infine a scendere davanti. Di nuovo un movimento circolare, quindi cerchiamo senza scatti di andare a disegnare un cerchio di fianco a noi, senza fretta, con un movimento fluido. Poco alla volta, se possiamo, ampliamo questo movimento, quindi col braccio proviamo a salire bene, raggiungere un punto alto, scendere in avanti, passare giù e aprire bene dietro. Il corpo ci aiuta in questo movimento perché segue il movimento della mano, ruotando un pochino le spalle, quindi portando la spalla dietro, in alto, in avanti, assecondando il movimento di tutto il braccio. Sciogliamo un po', rilassiamo e andiamo a cambiare lato. Di nuovo braccio rilassato ma disteso, la mano sale dietro, va verso l'alto e scende giù in avanti. Stiamo ripartendo quasi da zero, quindi facciamo un movimento non troppo ampio, ma possibilmente fluido. Curiamo un pochino il movimento quando la mano sale dietro, facciamo un po' di attenzione alla spalla, proviamo a portarla su, bene in alto se riusciamo, e scendiamo davanti. Il corpo anche in questo esercizio segue il movimento, quindi possiamo portare la spalla un po' più indietro finché saliamo, ci spingiamo su verso l'alto e in avanti quando il braccio scende in avanti. Ecco che stiamo di nuovo guadagnando ampiezza e il cerchio che stiamo andando a disegnare con la mano è sempre più ampio. E giù a rilassare. Sciolgo anche quest'altra spalla, qualche movimento sempre libero per sgranchirsi e accentuiamo ancora di più il movimento delle spalle che abbiamo fatto adesso, andando a ruotare proprio il tronco e quindi volgendo oltre che lo sguardo anche il petto, prima da un lato, giriamo bene le spalle, andiamo a guardare alla nostra destra e poi lentamente torniamo frontali e proseguiamo ruotando dall'altra parte. E ancora. Senza fretta, muoviamoci anche lentamente, così evitiamo di fare movimenti bruschi con il capo, che potrebbero darci un po' di fastidio. E piuttosto orientiamoci alla respirazione, proviamo a respirare durante l'esercizio controllando il movimento ed in particolare possiamo buttare fuori l'aria finché ruotiamo, fino ad arrivare alla fine del movimento e poi rilassare un po', inspirare finché torniamo frontali. Come quando strizziamo uno straccio durante la torsione finché lo andiamo a girare, l'acqua esce, l'aria esce e poi finché torniamo frontali e rilassiamo un pochino la muscolatura, di nuovo inspiriamo. Ultimi movimenti, respirando, proviamo a girare bene, buttare fuori l'aria, guardare dietro di noi e torno rilassando un po'. Anche dall'altro lato, ruoto bene, guardo dietro di me, butto fuori l'aria e torno. Bene. Ormai abbiamo attivato il nostro corpo, un ultimo esercizio bello completo, con le mani che lavorano in questo caso assieme, partono sempre di fianco al corpo. Andiamo a sollevarle, le portiamo davanti a noi, proviamo
pian pianino a continuare a salire, portarle sopra la testa e poi aprire bene, scendere lateralmente. Raccogliamo di nuovo le mani vicino al bacino e si sale con le mani davanti al corpo, si va su verso l'alto, proviamo a alzarci bene, a distendere anche le dita e scendiamo con le braccia di lato anche un po' indietro. Ancora, si sale bene, proviamo a seguire questa volta anche con lo sguardo le mani, quindi guardiamo su verso le mani, apriamo e pian pianino si scende con le mani dietro, giù verso il basso, con la testa seguiamo il movimento, dal basso seguiamo le mani che salgono, che vanno su, si aprono bene, si distendono e giù. Ancora un movimento bello ampio, salgo con lo sguardo, con le mani, arrivo in alto, distendo bene, apro tutto e giù. Ok, rilassiamo un po' le spalle, ci sgranchiamo e torniamo sempre stando in piedi a lavorare sulla parte inferiore del corpo. Questa volta il supporto lo teniamo, se riusciamo, di lato, così da avere un po' di mobilità e sempre con attenzione all'equilibrio, mi raccomando, che deve essere il nostro primo obiettivo. Cerchiamo adesso di lavorare un piede alla volta, staccando, quindi sollevando completamente il piede da terra. La sedia ci aiuta a stare in equilibrio su una sola gamba e prima di tutto portiamo il piede in avanti distendendo la gamba per poi tornare giù. Possiamo appoggiare il piede, riprendere un attimo l'equilibrio, riprendere un attimo la forza e sollevando il piede portarlo questa volta dietro al corpo. Scende ancora, torna al centro e ripete. Si distende davanti la gamba e poi lentamente passa dietro. Possiamo fare questo movimento in modo continuo o fermandoci ogni volta che vogliamo, appoggiando il piede, ristabilizzandoci e poi continuando il movimento. Il nostro primo obiettivo è l'equilibrio e quindi oltre al supporto che è bene avere sempre a portata, dobbiamo anche poterci prendere il tempo di stabilizzarci. Ultimi movimenti, provo a distendere la gamba dietro e poi distendere bene la gamba davanti, sollevando un pochino di più la punta del piede. E avanti. Torno, sciolgo un po' e cambio lato. Proprio come prima, cerchiamo di avere sempre a portata il nostro supporto, tutto il peso su una gamba così da poter sollevare l'altra e distendo il piede in avanti, lentamente torno sul posto, posso se voglio appoggiare e riprendere l'equilibrio per poi andare indietro e distendere il piede dietro di me. E di nuovo, distendo la gamba davanti e poi dietro. Pan di zucchero. Il pan di zucchero non piace proprio a tutti a causa del suo aroma marcato che ricorda un po' quello della noce, ma che oscilla tra l'aspro e l'amaro. Non c'è motivo però di disdegnare questa verdura invernale dal sapore deciso, perché nella stagione fredda permette di portare in tavola piatti freschi e molto salutari. Il pan di zucchero contiene infatti molte sostanze minerali, tra cui potassio, fosforo e calcio, ed inoltre la provitamina A e le vitamine B1, B2 e C, efficaci nella prevenzione dei tumori.
Inoltre contiene inulina, una fibra alimentare amara che pare avere effetto positivo sulla digestione. Senza fretta questi movimenti, se li facciamo lenti riusciamo a controllarli, riusciamo a farli in sicurezza e risultano anche più efficaci perché lavoriamo di più con la muscolatura, lavoriamo di più sul controllo e sulla forza delle nostre gambe. Questo esercizio ci aiuta in tutta la quotidianità, che sia camminare, che sia fare le scale, anche nel fare i lavori di casa. Ancora qualche movimento, proviamo sempre a distendere bene il piede in avanti, magari sollevandolo un pelino di più rispetto a prima e poi distendiamo bene dietro. Ancora una volta, distendo bene davanti e vado dietro e appoggio, sciolgo un po', sgranchisco le gambe, ci prendiamo proprio un attimo, andiamo a riprendere un movimento del collo e delle spalle. In particolare lavoriamo sempre stabili sulle gambe, appoggiando una mano sul fianco, mentre l'altra sale lateralmente, senza fretta, raggiunge su un punto in alto sopra la testa e poi altrettanto lentamente scende e torna sul fianco. Cambiamo lato, distendo la mano che era appoggiata sul fianco e la faccio salire lentamente di fianco al corpo fino ad arrivare in alto sopra la testa, per poi accompagnare il movimento in discesa e cambiare ancora lato. Cerco di andare su, proprio sopra la testa, se riesco, se la spalla me lo permette. Se la spalla invece dà un po' fastidio, magari anche solo da un lato, sollevo fin dove riesco. Altrimenti provo ad andare su e anche a spingere un pochino verso l'alto, quindi indicare col dito verso l'alto, spingere un po' e di nuovo giù e cambio lato. Vado su in alto, spingo verso l'alto e torno. Ultimi due movimenti, uno per lato, facciamo belli ampi. Arriviamo su, spingiamo bene, ci allunghiamo quasi da andare in punta di piedi, teniamo però i talloni a terra da un lato e anche dall'altro. Salgo bene, arrivo su, spingo e sento che quasi il tallone vuole staccarsi da terra, vuole sollevarsi e poi torno. Ok, di nuovo sgranchisco. Come sempre alla fine di un esercizio vado a muovermi un po' liberamente, a sciogliere e a sgranchire le parti interessate. Ok, abbiamo fatto una pausa per riposare un po' le gambe, ma torniamo subito in questo distretto del corpo. La sedia la tengo davanti per una maggiore sicurezza, così posso averla con entrambe le mani a portata. E come nell'esercizio di prima vado a sollevare un piede da terra, quindi sto un po' in equilibrio sull'altro. Questa volta la gamba la distendo lateralmente, quindi la sollevo di lato per poi tornare e cambiare lato. Cambio gamba, vado su, torno e scambio di nuovo. Senza fretta, proprio come prima, cerchiamo di farlo lentamente
controllando bene il movimento, che non deve essere per forza molto ampio, non devo portare il piede sopra il tavolo, è sufficiente staccarlo da terra e sollevarlo un po' lateralmente. Questo esercizio in particolare basta muovere poco il piede lateralmente per che sia efficace. Inizia a farsi sentire subito qui sul fianco e sul gluteo. Ultimi movimenti. E torno in piedi, qualche passo sul posto per sciogliere. Riprendo questo stesso esercizio, quindi di nuovo sto in equilibrio su un piede, sposto la sedia per comodità, voi potete tenerla davanti se ce l'avete davanti, ma io la sposto perché sia più facile. E questo stesso esercizio sollevo un piede e sempre con un supporto provo ad appoggiare la punta dietro o di fianco all'altro. Torno con i piedi pari e cambio lato, sollevo un piede e appoggio la punta dietro il tallone dell'altro piede. Attenzione che anche questo è un esercizio che richiede equilibrio e un po' di mobilità. Se riuscite ad avere un supporto davanti è sicuramente più comodo, è sicuramente riuscite ad avere un controllo maggiore del movimento. Se volete provare a farlo con un supporto minore, togliendo le mani dalla sedia, può aiutarvi a averle libere piuttosto che sui fianchi. Ultimo movimento e torno in piedi e finisco di sgranchire le gambe. Continuiamo la seconda parte dei nostri esercizi, questa volta sedendoci. Prendiamo posto sulla sedia, cercando un po' di stabilità, quindi occupando tutta la seduta, ma come al solito vi faccio portare l'attenzione a un particolare. Possiamo fare praticamente tutti gli esercizi sulla sedia, stando con la schiena dritta e appoggiata allo schienale. Ma se vogliamo renderli un po' più impegnativi, gli stessi esercizi possiamo farli staccandoci dallo schienale, quindi mantenendo lo spazio dietro la schiena per una mano e sostenendo il peso del nostro corpo con la muscolatura, quindi stando dritti e composti con la schiena, utilizzando i nostri muscoli addominali davanti e dorsali dietro. Proviamo quindi, stando sempre composti, a fare un esercizio molto semplice in cui andiamo a distendere prima una gamba davanti a noi e poi l'altra. Prima la destra, poi la sinistra, cerchiamo di sollevarla, portarla davanti al corpo e magari anche tenere il piede con la punta rivolta verso l'alto, tenere il piede a martello, come si dice. Questo stesso esercizio proviamo adesso, a meno che non lo stiate già facendo, a farlo staccando la schiena dallo schienale, quindi mantenendo le spalle rilassate, la schiena dritta, ma senza il supporto dello schienale.
e giù. Sciolgo un po', rilasso e aumentando un pochino l'intensità, la difficoltà, vi posso aiutare con le mani tenendo la sedia. Prova a distendere questa volta entrambe i piedi, entrambe le gambe davanti al corpo e di nuovo accompagna il movimento in discesa per poi risalire. Proprio come prima, proviamo, sempre che non lo stiate già facendo, a staccare la schiena dallo schienale e quindi continuare questo esercizio mantenendo la schiena dritta senza appoggiarsi alla sedia. Ancora qualche movimento. Se aumenta l'intensità, cercate comunque di respirare, di non andare in apnea. E finalmente appoggiamo i piedi, rilassiamo un po'. Ci possiamo rilassare appoggiando la schiena di nuovo allo schienale e magari con un automassaggio alleviamo un po' la sensazione di fatica facendo circolare il sangue dalle gambe. Bene, di nuovo seduti composti, con i piedi che ci danno stabilità per terra e la schiena dritta. Andiamo a lavorare sempre sui nostri addominali, ruotando come nell'esercizio di prima il busto, questa volta però senza possibilità di girare il bacino. Per cui togliendo le mani dalle ginocchia, tenendole vicino al petto o davanti al corpo, andiamo a girare il petto e lo sguardo da un lato e poi lentamente ruotiamo dall'altro. E di nuovo volgiamo il petto e lo sguardo all'altro lato della stanza. Come nell'esercizio di prima, possiamo unire la respirazione e quindi finché ruotiamo possiamo buttare fuori l'aria, stringere con gli addominali e al contrario, quando torniamo frontali rilassiamo un po' e inspiriamo. Di nuovo si gira, ruoto, butto fuori l'aria e poi torno dritto e inspiro. Gli ultimi movimenti di questo esercizio li facciamo provando a mantenere la posizione, per cui finito di ruotare da un lato, mi fermo in questa posizione con le spalle rivolte alla parete, mi fermo e faccio 2 o 3 respirazioni complete, quindi per 2 volte almeno provo a inspirare e buttare fuori l'aria e di nuovo inspiro e butto fuori l'aria. Rilasso, torno frontale, giro dall'altro lato, ruoto bene le spalle, mantengo la posizione e respiro. Aria dentro, aria fuori. Inspiro ed espiro. Per poi tornare frontale e rilassare un po'. Facciamo ancora 2 volte, una per lato, giro bene. Ruoto tutto, mantengo la posizione e respiro per 2 volte o 3 se voglio, aria dentro, aria fuori, inspiro ed espiro, per poi ruotare, ultimissimo, cambio lato, ruoto bene, guardo di lato, giro le spalle e per l'ultima volta 2-3 respirazioni e torno frontale. Ok,
Sciolgo un po' le spalle, mi posso rilassare, di nuovo appoggiare alla sedia. Un piccolo esercizio intermedio, sempre per dare il tempo al corpo di riposarsi un po'. Non perdiamo di vista comunque la postura, anche se siamo appoggiati allo schienale nei prossimi esercizi, cerchiamo di non farlo rilassando completamente il corpo come se fossimo in una poltrona, ma mantenendo sempre la schiena dritta, anche se supportata dallo schienale della sedia. Da questa posizione portiamo entrambe le mani sulle spalle e prima una, poi l'altra, andiamo a distenderla e allontanarla dal corpo. Prima la destra, poi torna sulla spalla e si allontana la mano sinistra. E di nuovo. Prima una mano, poi l'altra, lontano dal corpo, davanti a noi. Pan di zucchero. Il pan di zucchero non piace proprio a tutti a causa del suo aroma marcato che ricorda un po' quello della noce, ma che oscilla tra l'aspro e l'amaro. Non c'è motivo però di disdegnare questa verdura invernale dal sapore deciso, perché nella stagione fredda permette di portare in tavola piatti freschi e molto salutari. Il pan di zucchero contiene infatti molte sostanze minerali, tra cui potassio, fosforo e calcio. Ed inoltre la provitamina A e le vitamine B1, B2 e C, efficaci nella prevenzione dei tumori. Inoltre contiene inulina, una fibra alimentare amara che pare avere effetto positivo sulla digestione. Stesso esercizio senza fermarci, ma cambiamo il movimento e portiamo la mano in alto. Di nuovo sulla spalla e cambio mano sempre in alto. Prima una, poi l'altra, vado a spingere su verso l'alto. Come prima, stesso movimento senza fermarci, però la mano si apre di lato, di fianco al corpo e torna sulla spalla. Prima la destra e poi la sinistra. Ora, sempre senza fermarsi, proviamo a rendere questo esercizio un po' più difficile, perché dobbiamo in sequenza portare le mani prima davanti, poi sulla spalla, sia la destra che la sinistra, poi verso l'alto e di nuovo sulla spalla, prima la destra, poi la sinistra e di lato, di fianco al corpo, prima la destra e poi la sinistra. E si riparte davanti, in alto e di lato. Proviamo a mantenere questa sequenza ad un ritmo non per forza veloce, ma che sia costante. Vediamo quanto riusciamo magari ad accelerare senza perderci. Avanti, su e poi di lato. Proviamo a accelerare ancora un po', basta poco. La sequenza è sempre la stessa, davanti, poi su e poi di lato. Davanti, su e di lato. Davanti, su e di lato. Davanti, su e di lato. E stop. Ci fermiamo, rilassiamo. È stato, per quanto un esercizio semplice, ma fatto così a lungo risulta impegnativo. Andiamo a sciogliere un po' le spalle. Concludiamo questa lezione con un ultimo esercizio e poi 2 minuti di allungamento, sempre portando
le mani vicino alle spalle. Proviamo a fare un esercizio un po' più completo. Portiamo il gomito verso il ginocchio opposto e proviamo a sollevare anche un po' il piede da terra per avvicinare il ginocchio al gomito. Torno dritto appoggiando i piedi e cambio lato. Il gomito si avvicina al ginocchio, il ginocchio si avvicina al gomito e cambio. Prima da un lato, poi dall'altro. Non è necessario che si tocchino assolutamente, ma oltre a muovere le spalle, sollevo anche il piede. Come sempre, non serve fare questo esercizio velocemente, può fare anche in modo lento, ma proviamo a mantenere un certo ritmo. Mi raccomando, respirare. Più l'esercizio diventa impegnativo, più è importante riuscire a mantenere una respirazione durante le ripetizioni. Ultimi movimenti. E rilasso. Faccio sciogliere un po' le spalle. Completiamo la nostra lezione con un po' di allungamento. Partiamo proprio da qui, dal centro del corpo, e allunghiamo la schiena, un po' gli addominali, con una torsione, per cui una mano va sul ginocchio opposto, le spalle ruotano, mentre l'altra mano si aiuta dietro con lo schienale della sedia, ci porta a ruotare tutto il busto e poi a mantenere la posizione. Mi raccomando, sempre respirando, per poi accompagnare il corpo di nuovo frontale e cambiare lato. Cambio mano, l'appoggio sul ginocchio opposto, così le spalle ruotano. Se voglio, con la mano che sta dietro posso aiutarmi sulla sedia. Finisco il movimento ruotando bene e respirando. Rilasso, accompagno il corpo di nuovo frontale. Salgo un pochino, torno alle spalle, quindi distendo un braccio davanti al corpo e poi, accompagnando la porta, incrocio e vado a sostenere il gomito e a spingerlo verso la spalla opposta. Sto allungando i muscoli della spalla. Tre o quattro respirazioni complete. E accompagno il braccio in discesa, lo riappoggio giù e cambio lato. Cambio braccio, lo sollevo, incrocio e sostengo il braccio con la mano opposta. Tre o quattro respirazioni ci danno anche un po' il tempo dell'esercizio. E di nuovo accompagno il braccio giù. Stacchiamo un po' le spalle. Lavoriamo di più sul collo adesso. Spalle rilassate, schiena dritta. Inclino la testa lateralmente, quindi scendo, la lascio quasi cadere da un lato finché non raggiungo una sensazione di allungamento, ma che non è fastidiosa, non è dolorosa, e poi mantengo la posizione. Continuo a respirare in modo costante e intanto inizio a rilassare la muscolatura del collo.
Delicatamente torno con la testa in verticale e ripeto dall'altro lato. Inclino la testa, allungo i muscoli del collo e poi mantengo la posizione. 3-4 respiri. Rilassano il corpo, ma ogni volta che butto fuori l'aria sento che il corpo un po' cede, si rilassa. E lentamente torno col capo su dritto. Sempre le spalle sciolte, senza irrigidirsi. Schiena dritta e questa volta scendo con la testa in avanti, quindi chino il capo, lo sguardo va giù verso la sedia e provo ad avvicinare un pochino il mento al petto. Adesso sono i muscoli dietro al collo che si allungano. Lentamente riporto sulla testa, mi prendo un attimo se questo movimento mi ha un po' disorientato e andiamo a concludere adesso con un esercizio completo per la schiena. I piedi sono leggermente divaricati all'altezza delle gambe della sedia, questo perché adesso, mettendo le mani sulle ginocchia, scendo col busto in avanti, vado giù con le spalle, se riesco appoggio il petto sulle ginocchia. A questo punto tolgo le mani, le faccio scendere giù verso terra, le lascio quasi cadere in modo che sia la forza di gravità che mi porta giù. Rilasso le spalle, rilasso la testa. Se riesco provo anche un po' a avvicinare il mento al petto. Sempre però respirando, mantenendo la respirazione costante. Un bel respiro profondo. E riporto le mani sulle ginocchia senza fretta e spingo su il busto senza strappi sulla schiena, uso le mani per spingermi su molto lentamente. Da ultimo sollevo anche il capo, torno bello dritto e prendetevi pure 1 minuto, 2 per tornare stabili. Questo esercizio tante volte ci dà un po' di vertigine e con questo esercizio abbiamo chiuso la lezione di oggi, che è stata nella prima parte un po' più dinamica per scaldarci visto l'abbassamento delle temperature. Io come sempre vi ringrazio chi era qui con me in presenza e ci rivediamo presto.